Io sono Denise Piras, sono il vice sindaco e l'assessore al turismo del comune di Villaguzzo. Per noi la partecipazione attiva al Cammino 100 Torri è sempre stata di grande importanza, l'abbiamo visto sin dalle sue origini, sin da quando si stava sperimentando questa nuova forma di turismo in Sardegna, e devo dire che abbiamo visto da subito l'enorme potenzialità di un cammino di questo tipo e di un tipo di turismo lento come questo. Il Cammino 100 Torri è 1284 km, è diviso in 8 grandi cammini a partire da Cagliari, che poi riportano tutto a Cagliari, quindi 8 grandi vie, per esempio questa è via Sacca, che parte da Villa Simius e arriva fino ad Arbatax. Il Cammino 100 Torri ha la peculiarità innanzitutto di camminare sulla spiaggia, quindi i luoghi più belli sicuramente sono le spiagge, ma ancora più bello è vedere una torre di fronte all'altra e poter percorrere, arrivare, e una volta ne vedi una, ne vedi un'altra, e poi un'altra, fino ad arrivare ovviamente a scoprire tanti lati, tanti luoghi nuovi della Sardegna. Per esempio, ribadisco, passiamo a San Nicola, una delle uniche poche chiese romaniche, la seconda chiesa romanica. Ero convinta fosse molto più semplice, no? Tu dici, ma stai camminando, che sarà mai? Invece la fatica è tanta, mi sono resa conto che la fatica è tanta, però è una fatica bella, perché le tue gambe ti stanno portando avanti.